Ben ritrovati nel nostro appuntamento dedicato agli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Anche oggi vi portiamo in luoghi bellissimi della nostra regione. Parleremo infatti di giardini aperti, della Festa delle Rose di Cordovado, ma anche di una interessantissima mostra che si chiama Il Verde Alfabeto, e oggi lo faremo insieme a Tamara Quadrelli, che è l'ambassador proprio per questo argomento così affascinante che vi raccontiamo oggi, ed è in collegamento con noi. Allora, buongiorno Tamara, benvenuta innanzitutto. Buongiorno a tutti. È un piacere averti qui con noi. Allora Tamara, partiamo subito con la settimana giardini aperti, ma anche parliamo di quanto importante sia il patrimonio verde come un vero e proprio valore culturale della nostra regione, Tamara. Allora, sì, a partire appunto da domenica 15 maggio e anche domenica 22, dopo 2 anni di stop, arriva finalmente la giornata dei giardini aperti. Non solo i parchi pubblici, ma anche i privati apriranno i loro giardini segreti per far sì, dare la possibilità a tutti di riconnettersi alla natura, che dopo 2 anni di pandemia assolutamente è una delle cose più sentite e più importanti, diciamo. Ci sono vari parchi, non solo i privati, ma anche i pubblici, come ad esempio il parco di San Giovanni a Trieste, un tempo parte appunto del comprensorio ospedaliero. A seguito della legge Basaglia questo parco è stato aperto al pubblico, restaurato e riportato alle sue origini di giardino all'inglese, e ospita all'interno una varietà di oltre 5.000 rose. Quindi una meraviglia incredibile. Da sottolineare anche il giardino Viatori a Gorizia, nato negli anni 70 dalla passione di Luciano Viatori. Si sviluppa su 3 terrazzamenti e all'interno ha una collezione botanica di piante incredibile. Anche il giardino del Castello di Spessa a Capriva del Friuli è molto interessante anche dal punto di vista storico, perché si racconta che nel 1700 abbia soggiornato Casanova, e quindi nel 2010 è stata dedicata a lui una passeggiata romantica intervallata tra statue ed alberi secolari e intervallata appunto dagli aforismi del poeta. Ma non solo, anche a Moruzzo ci sarà la festa di primavera il 17 maggio. A Spilimbergo aprirà il comune, quindi sarà possibile visitare anche il giardino all'italiana della residenza comunale. A Osoppo la festa delle orchidee. Insomma, tantissimi appuntamenti, per maggiori ovviamente informazioni potete scaricare l'intero programma con tutti i 50 giardini che hanno aderito all'indirizzo appunto www.amiciingiardino.it. Quindi insomma, tra giardini da scoprire, ma anche questo meraviglioso borgo insomma di Cordovado, uno dei più belli d'Italia, sarà sicuramente piacevole scoprire anche questi aspetti così affascinanti della nostra regione. Tra l'altro noi insomma li vediamo anche per chi ci segue anche sulla nostra web TV, e poi potrà andarsi a vedere il video anche sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook, dove siamo in diretta anche in questo momento. Vediamo proprio le immagini di questi bellissimi territori. Ovviamente trovate anche tutte le informazioni e gli approfondimenti sul sito turismofvg.it. Ma Tamara, veniamo invece adesso alle rose, perché a Cordovado c'è appunto questa festa delle rose con tanto di visite al parco e al labirinto delle rose da Mascene. Raccontaci di più. Esattamente, allora a Cordovado sarà possibile per tutto il mese di maggio, quindi non solo in 2 giornate particolari. Ci saranno sia il sabato che la domenica la possibilità di visitare il Parco delle Rose da Mascene, che è unico al mondo. Tra l'altro Cordovado è annoverato anche fra i borghi più belli d'Italia, quindi ne vale assolutamente la pena. E inoltre ci sono appunto vari appuntamenti anche culturali, di musica, quindi a partire da questo weekend con un omaggio al principio femminile, appunto in collegamento anche con maggio, che è il mese dei fiori, delle rose, dedicato appunto alle donne, ma ogni weekend ci sarà un appuntamento specifico, quindi dedicato all'amore per la natura, all'amore appunto per la donna. Quindi è assolutamente un programma molto molto ricco di eventi, insomma.
E poi insomma anche per gli appassionati delle rose un fiore così bello e regale in una cornice come quella di Cordovado, che giustamente hai sottolineato tu, è uno dei borghi più belli d'Italia, vale veramente la pena di essere visitata e vissuta in questo mese di maggio, che finalmente ci regalerà anche il piacere di qualche giornata più calda e finalmente all'aria aperta e con più serenità. Chiudiamo con invece una mostra, che è la mostra Verde Alfabeto. Insomma, ci dedichiamo proprio a questo contatto ritrovato con la natura in questo meraviglioso mese. Allora, sì, a partire da questa domenica, da domenica 8 maggio fino al 26 giugno, sarà possibile presso Villa Manin di Passariano, ci sarà appunto la mostra Verde Alfabeto, curata dal gruppo di lavoro del progetto Parchi e Giardini del Friuli Venezia Giulia e dell'ERPAC. È un allestimento che mette l'importanza sul valore culturale, sul patrimonio verde dei parchi e dei giardini della nostra regione, descrivendone appunto la natura, la storia, le loro varietà, le loro peculiarità e appunto il rapporto con il paesaggio e gli edifici che appunto circondano anche questi parchi. Una grande mappa che appunto colloca geograficamente le preziose aree verdi, quindi dalla A di Aiuola alla Z di Zampillo sarà possibile attraverso un glossario prendere visione appunto di tutti i vari giardini e i parchi che compongono il Friuli Venezia Giulia. Da notare, da mettere l'accento insomma l'importanza su una sezione della mostra dedicata ai personaggi più illustri che hanno un po' attraversato la nostra regione, non solo dallo psichiatra Basaglia, ma anche appunto, come dicevo prima, da Giacomo Casanova, Ernest Hemingway, Giuseppe Ungaretti, fino a Russell Page, che è uno degli architetti paesaggisti più attivi del Novecento. Inoltre è possibile visionare anche il progetto originale di un giardino privato del Friuli Venezia Giulia del 1938 per mano dell'architetto Giuseppe Roda, che si dice sia il discendente della famiglia dei giardinieri di Casa Savoia. Quindi assolutamente da visitare. Benissimo Tamara, dopo che ci ha fatto sognare questi meravigliosi giardini e ovviamente anche il borgo di Cordovado, non ci resta che visitarli. Ricordo che trovate tutte le informazioni ma anche i video che insomma vi abbiamo anche fatto vedere per chi ci ha seguito in diretta web, che vi abbiamo descritto comunque con Tamara sul sito di turismofvg.it, ma troverete anche tutti i link sul sito radio.0.it dove potrete rivedere questa intervista e trovare anche tutte le informazioni di quello che vi abbiamo raccontato oggi, per vivere quindi questo appuntamento con Giardini Aperti, la Festa delle Rose a Cordovado e la Mostra Verde Alfabeto, grazie a Tamara Quadrelli che oggi ci ha condotto in questi luoghi meravigliosi. Grazie Tamara e buon lavoro. Ciao. Noi invece vi diamo appuntamento la prossima settimana con itinerari FVG e continuate a seguirci anche sui nostri canali social, in particolare sul sito radio.0.it e canale YouTube, per rivedere tutti gli itinerari che vi abbiamo fatto scoprire insieme a Turismo FVG.